Vediamo chi c'è qui con noi questa sera. Questa sera chi c'è qui con noi? Vediamo. Nel frattempo sentiamoci una bella canzoncina. Se stamattina già faccio proprio, ma però che faccio, ma già partì. Non viaggio a Cuba, a così mi scorderà casa mia. Ma tengo un fastidio a rete che non faccio manchi. Come a sette che dolore, ma pare un bruciore. Tengo sto burrito c'è non fare errore. Ma fa male chiamano dottore. Pia bacinelle devo stare a mollo, che se pesa qualche grammo, ma non vedo niente, tengo torcicollo. Ya. Tengo il da Cuba, sto accusando, mi fa male questa palla che brucia, io mi sento morire. Tengo il da Cuba, sto accusando, mi fa male, io mi rammo una cura. Tengo il da Cuba, tengo il da Cuba, oh. Tengo il da Cuba, tengo il da Cuba, oh. Uè Carolina ma che forse non ti hai fatto bidè. Vega che vai tutta storta e mo cammino zoppo, non capisco perché. La mia valigia così, tu soffri ne soffri. Fammi presto che voglio sci. Ya. Andiamo in giro con pomo Torino. Fa malo Sellino, c'è buono cuscino. Mannaggia Marina, mi tapu mattina, a sera mattina. Ya. Tengo il da Cuba, sto accusando, mi fa male questa palla che brucia, io mi sento morire. Tengo il da Cuba, sto accusando, mi fa male, io mi rammo una cura. Tengo il da Cuba, tengo il da Cuba, oh. Tengo il da Cuba, tengo il da Cuba, oh. Mamma mia, mi mangio tre frariello quando va a dazzi. Si mette sempre forte, tiene una malattia. Qui state tutto fresco, mo bruciore tengi. Mo tienami roi da Cuba, tieni un problema pure se ti metto costume. Ma questa nuce rete non ti può mettere a nuora. Questo calore a roba chissà come ti brucia sicura. Tengo il da Cuba, sto accusando e mi fa male questa palla che brucia, io mi sento morire. Tengo il da Cuba, sto accusando e mi fa male, io mi rammo una cura. Tengo il da Cuba, tengo il da Cuba, oh. Tengo il da Cuba, tengo il da Cuba, oh. Che canzone ragazzi, che canzone, mamma mia, le emorroidi a Cuba sono proprio potenti. Salve a tutti quanti amici miei, buonasera, salve, benvenuti e ben rintonati in questa live. E volevo avvisarvi che da questo momento in poi go passo spazio in mio canale dove avrete tante live, che cazzo è. Quindi per chi vuole venire qua mi fa piacere, per chi non vuole venire ma passa un cazzo, dovete saperlo sta cosa. Buonasera a tutti quanti, c'è il nostro moderatore Diego che comunque modera la chat. Io voglio mettere la modalità lenta alla chat che già sta messa, ma ha scritto come mirannata. Ma vabbè, non fa niente. Allora, voglio leggere qualche commento. Parnascigna, tu para la banana. Quindi un po' di comicità all'improvviso. Ragazzi, siete veramente tanti questa sera. A me mi fa piacere, molto piacere. Sono qui per farvi un discorso molto serio perché ogni tanto pure faccio la serie. Allora, c'è il nostro Pasquale, Emilia, Nicola, Matteo, Asia, Antonio, Francesco, Alessio, Chris De Rosa, Alessio 06, Luigi Salem, Antonio De Martino, Dark Stone, Davide, Tiziano, Edoardo, Giuseppe, Valentino, Vincenzo, Michele, Vito, Vitale, Lucio, Guadalupe. Con calma! Mi fate simulare così però, con calma, non mi riesco a leggere. Buonasera, allora.
Che mi raccontate di bello? Guaglioni miei, che mi raccontate di bello? Ma ne siete veramente tanti, eh? Siete proprio a spacciare gente, non c'è niente da fare, proprio così, ragazzi. Allora, ragazzi, dove sta la veste bianca? Ah, mi sa lavare, dopo tanti anni si era lavata la veste, guaglione. E dopo capi, pare brutto, perché poi c'è Carolina che l'ha insalata, non si lava, fette, puzza, e non va bene. Allora, ragazzi, allora, ragazzi. Su questo canale, molto a breve, quindi 2 o 3 volte alla settimana, 4 volte a settimana, tutte le sere. Mo' vediamo, mi devo un po' organizzare con la mia capa. E ci saranno delle live molto divertenti su questo canale, quindi mo che vi trovate, attivate la campanella. Din din, a campanella, guardate, mi sai come a campanella, tenete presente, se l'attivate, se ci premete sopra, vi arriva la notifica ogni volta che sta spaccimosa femmina sta in live. Vi faccio un esempio delle live che farò qui su questo canale. Ad esempio farò tipo Sarabanda che ho già fatto sull'altro canale Carolina Gamer. Tanto tempo fa già feci Sarabanda. Quindi farò Sarabanda, tipo, per chi non conosce Sarabanda, Sarabanda insieme. Allora, vi spiego cosa è Sarabanda. Ad esempio, io metterò delle canzoni, delle basi delle canzoni, e voi dovete indovinare di che canzone si tratta. Faremo i vincitori, facciamo secondo, primo posto, terzo posto, e se riusciamo facciamo anche un premio. Ok? Ok? Questo è più o meno la cosa, ragazzi, ok? Che stai cosa? Buchina mi chiamano Pio. Pio, non ti permettere più che ti scuoti il pisellino. Mangiate salsiccia e Ferriel. Allora, c'è bella la compilation che ha pubblicato. Grande Vincenzo, grandissimo. Allora ragazzi, invece di scrivermi i saluti, dato che ne siete tanti, non posso salutare tutti quanti insieme, no? Riuscite qualcosa, raccontatemi, se tu avete fatto i beat. Un rottino porta fortuna, scusate, mi è venuto così spontaneo e ve l'ho dato, perché quello che ho mio vuosto, ragazzi, dovete saperlo. Allora, dovevo dirvi, volevo dirvi, voi cosa mi raccontate di bello? Ditemi anche voi un qualcosa, no? Non lo so, ditemi un qualcosa. Paolo, chi te buoni? No, dovete sapere che io ho un mio, ve lo dico solo a voi perché siete voi però, solo a voi lo dico. È un mio amico che è un mio amante praticamente. È un mio amante, a lui ci piace molto fare quelle cose sporche. Non pensate a male, cose sporche, dite nel naso, nelle orecchie, queste cose sporche qua, non capite a male. Mo viene perché stiamo su un programma su TS Discord si chiama, adesso ci sentiamo e possiamo parlare, se si presenta noi parliamo pure con lui. E volevo comunque dirvi one mi dico maronni root, no, poi abbiamo conciato perché poi il coso rotto poi si acconciano. Ragazzi, ditemi un qualcosa di bello, io vi leggo, vi rispondo e parliamo un poco di, cioè, partiamo così, vai, partiamo così. Un ministro discorso mio, non lo mettere a fianco, para brutto, mettiamola a mezzo. Che live volissero coppa stu canale? Di cosa devono trattare queste live che già fa coppa stu canale? Cioè, capite? Che spazio immuiato trovate? Cioè, più o meno. Io vi leggo, vai. Ti mangiate pure a Ciruzzo? Sì, pure il riccio mangia Ciruzzo. Ti capita di fare qualche evento a barra? Non lo so, Edoardo, dipende. Chat horror. Io leggo con calma, mi firmo e leggo la chat con calma, piano piano. Ne siete tantissimi, allora. Dice Alli, ma ha un nipote che si chiama Andrea? Non lo tengo presente, mo. Allora, porca troia ragazzi, non mi fa leggere i commenti. Dove tu vai Tarus? Ah no, ragazzi, non dico delle live dove io picchio la gente, perché già faccio te io. Dico delle live, non lo so, sarà bando, oppure potremmo fare chi vuole essere milionari, chi spazzi miei. Come fai a fare chi vuoi essere milionario un euro? Ma chi dai, ti sai che non posso fare un milionario? Che cara me? Una cretina! Questo è Paoluzzo, ragazzi. Salve. Salutiamo lui e la sua palla. Allora. Dicono chat horror. Chat horror. Conosci Big Tino? No, non lo conosco, il Bucatino. Ti amo, vita mi voglio sposare con te. No, Marco, mi sono impegnato. Cioè, c'è Paoluzzo qua che se ci sente dopo. Tu fai riebito. Sono marcato.
Certo, Emanuele Titone, io questi avevo 2 anni che venivano a capo in modo che vi facevo moderatori. Paolo già fa moderatore, già sì, no, già ci Già sei. ci sono, già ci sono. Sì. Allora ragazzi, io su questo canale voglio fare tante cose carine, ok? Voglio fare comunque le cose carine. Le chat horror ci saranno sicuramente, se vi piace lo faccio. Potrò fare omegle, come dice E te Cristiano ti dice, Umberto. Come? no, tu hai fatto 10 euro, 15 euro là. Creo ricevere 15 euro Paolo. Quando hai pagato la chat per fare una foto che poi non è foto apprezzata. Ah, ho fatto... Chi non sa ricordo. facesse la live che facesse... Ho fatto le chat horror che già facessi. Però tipo per fotografia la Guarda, ti papà. mando una Ah, foto. era papà, spinete soldi per fare un kill è morto. Poi se tu sai. Comunque sì, niente. ragazzi, farò tipo megle. Farò tante cose divertenti così, come Sarabando che già avevo detto, QS milionario, pure se voi siete figli in trocchie da aprire in coppa internet di risposte e quindi mi facete un groppo a me, mancazza. E vi sto per annunciare anche i nuovi video che farò, ok? Ve li sto per annunciare, i nuovi video che farò. Allora, farò Carolina che va a trovare a una sua amica che gli è morto il marito. Quindi c'è sto morto in mezzo alla casa sul letto, tutto quanto a chiacchierare attorno al letto, Carolina trasa, va dei condoglianze, cose, e si siede pure lei intorno al letto. Cosa succederà in quella situazione? Poi lo vedrete nel video. Poi un altro video molto bello, ragazzi, che poi farò è il matrimonio di Carolina e Raffaele Paz. Voi dici dai come fu un matrimonio? Affittiamo un ristorante. Stanno problemi. Poi tengo l'amicizia con il prevede che fuori, non ci sono problemi. Sono più o meno sono queste, ma ho anche altre idee. Carolina che si va a confessare, tipo parlo con il prevede, già ce l'ho scritto più o meno che più. Quei capelli sono fenomenali, grazie rossi. No, non sono rossi, sono biondi neri, biondi sporchi. Quindi ragazzi, a che ora ci saranno le live? Giuseppe, non lo so, penso sempre il pomeriggio o sera. Ok, questa sarà la cosa più o meno, per non dire più. Ragazzi, per chi vuole una donazione, Streamlabs, ecco Diego, vabbè, dice fate la donazione, va bene, vi ho capito. La cosa che non capisco, no, appena è startata la live erano 1160 cristiani. Ah, io in un pack. Sono scomparso 700 euro. Sono un bug. scomparso 700 euro. Sei eccezionale, grazie Margi. Tenga a diarrea e pure un da Cuba e ti fa vedere che roll. Siamo come me sta guaglione, che roll. Ci farei pure. Fa sulle scherol. Allora, Adesso va a conoscere a Paluzzo. non ho capito? Adesso va a conoscere a Paluzzo. Sì, sono d'accordo te due. Facesse una palla e palline. Io faccio una biliardina. Fanno la sfida, guardi, ne tengo 3, ne tengo 1, ma è una sola. Allora ragazzi, veramente io farò Sarabanda. Il titolo sarà Sarabanda insieme, capito come? Sarabanda. Ma mi sente che sale da Santa Band. Bravo, state facendo lo zecchino d'oro. No, non so. Ragazzi, le chat horror non le farò, non vi preoccupate, se vi piacciono le faccio. Faremo in segreto. In segreto. Mannaggia l'italiano, mannaggia. Ma a parte spagnoli, Ma che l'estate con la bucchina della maestra mia! Capapo quando mi stavo imparando che sta parola, come si diceva muretta? Ah! L'ambulanza. Paolo, hai capito chi è morto, Paolo? È morto un cazzo. È morto... No, ero 118 per la prof, ragazzi. Il timbranno, ma no, già salto più all'ambulanza. Mamma mia, sono proprio una mostra. Ecco, lo voglio in un ristorante. Faccio proprio esagerata. Sono la maestra. Incredibile. Allora, Ciro e la Rossa dove stanno? Non ci sta, la Rossa sta di là. Ciro non è uscito con gli amici suoi, con i suoi amici è uscito perché ho detto Ciro non fare il malamento, gli ho dato 2,50 euro, non spendere tutte cose per Timor-Est e è uscito con gli amici perché sabato sera gli do 2,50 euro, nella settimana 70-80 centesimi pure glieli do, però a fine settimana lo faccio un poco svago ragazzi perché sono ragazzi e si devono divertire.
Cioè, capite? Stanno le mamme che non danno i soldi ai figli per farlo uscire il sabato sera. E a me si deve divertire, io do 2,50 € e si viene a divertire. E quindi, ragazzi, niente. Sono in programma tante bellissime cose. Don't worry, don't worry. Pure lo super erolotto, fatelo un numero là. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Cammina, sarà banda gratis o con iscrizione a pagamento. Non lo so, Emanuele, poi rimanere poco, sono proprio biglietti. Volimmo a rosso, stasera niente provini. Chris, può darsi più doppio, non lo so, non lo so veramente. Ai. Allora, Paolo, ti vuoi presentare? Che molte persone di questo canale non ti conoscono, Paolo. Allora, Sì, io sono presentati. Paoluzzo, Allora, lui è Paolo, soprannominato Paoluzzo. soprannominato Paoluz. Perché puzzo. Perché puzza, puzza. Sono molto forte. Quanti anni hai, Paolo? Molto assunto. Ho 20 anni. Ha 20 anni, Paolo. Non è vero, Paolo. Sei maschio o femmina? Ubisex. Come? Ubisex. Ubisex? Ubisex. Ubisex? Avevo pensato a Ubisoft. Ah, boh, sono maschi. Sono maschio, sì, sono maschio. Con 3 palle. Quindi... Vedete, 3 palle. No, il signor Paoluzzo comunque ha 3 palline. E un flipper. È un flipper, c'ha 3 palline perché lui è nato così già con 3 palline. Eh, È nato da Vedete, sta no? Ragazzi, io vorrei fare qualcosa con voi. Cosa possiamo fare in questo momento? Sti tutta la Questo sera fratello. sera. Aspetta, amore, ci sono le gocciole. Tribù. Un biscottiere se vuoi il pomeriggio, ragazzi. Ma non è pomeriggio, sono 6:30 la sera. È pomeriggio, tardi pomeriggio, Paolo. Non contraddirmi, Paolo. Ok. Ti schiatta l'emorroide. No. Ah, Momento aspro. Già in più ti hanno chiesto di fare asmo, lo dico, Fai l'asmo con biscotto. L'ASMR. attenzione, ragazzi. Angelo Bagnale. 1 euro, ragazzi. Bagnato un poco. Il signor Angelo Bagnale mi ha donato 1 euro, ragazzi. Mi ha dato Regalo un di vendere la euro. cassa. Un euro. Io mi comprerò un altro pacco di gocciole. Fammi vedere quanto stanno. Tutto prezzo vicino. Voglio fare. Se tu sappi quanto costano le gocciole, che io con quest'euro che mi ha dato Angelo, io me le vado a comprare. Grazie mille, Angelo, per questa donazione. Alla tua salute. Grazie. €2,50, €2,99. Quanto sta? Voglio Era 50 o 3 euro. Quanto sta? Ah, poi questa è l'offerta, non è cattato con l'offerta, capito? Quindi... 2,50 €. Che spacci Babbo, ma si sta assai catta sotto Mark. vabbè. No, Già no. 2 euro così. Stanno 3 euro il gocciolo. Chi l'anima, chi l'è morto e chi ha fatto? Ah, per un biscotto con due pizzi in roi da rinda. Muore Euro, per 2,50 Paoluzzo. E mi 100 mangiano euro. un biscotto ogni 3 giorni. Ah, voglio dire Quando si no. fornisce un pacco scadono poco. No, quando finisce il pacco levano il commercio, che a me non Scadono mangia 2000. Sta scritto che scadono a giugno 2019. Ah, ci letto a casa. Oh, scatena a giugno 2019, che? Quando mai? No. A fare, conto dei E biscotti. poi giugno sono ancora là. Ah, ragazzi, la scadenza sia a giugno del 2019, quindi per l'anno che viene ha già fornito 3 euro, voglio 3 euro. Accattarmi No, gocciole voglio, ma economiche. Ma come si fa, voglio, per piacere, 3 euro i gocciole. Come mi erano un sicchio, noi i gocciole. Che colazione. Allora, Provole anche tu. Paolo, però pare un fratello cazzo, c'è la verità. Oh cazzo sarebbe Frank allora. Ragazzi, ditemi un po', cosa fate di bello voi a casa? A casa, dove se siete fuori? Fatemi sapere cosa state facendo. Paolo si sta Guarda, grattando il roid. Ogni tanto. Ah, sta accrazzando. Ditemi un po' cosa state facendo. Ah, sta ragazzi. cresci. State a caricare. E voi no? Daniel, ma tu che parla a fa? Ciao, me. Che...
Un cazzo, dice, no, ok, un cazzo, sei divertentissimo, grazie, ti stanno guardando, mi faccio Gennaro, ma io ho capito un culo, fate una schiocca. Io aspetto la pizza, sto aspettando quel buchino all'amico mio, mi alleno su Fortnite e vedo le live, vago all'MD, mi legno mi mette una presa che gocciole, ho capito. Al supermercato comprando le gocciole. Dice pure su WhatsApp, ciao Camille, mi saluti, piglio un culo su WhatsApp. Su WhatsApp. Stasera una bella pizza in Napoli. Napoli stasera. E una bella pizza in Napoli. Ah, in Napoli, voglio, ma io non riesco a capire, io non so leggere tanto bene. C'è l'accento sulla E, sbagliato, ma ci sta. Allora, moderatori, allora io faccio moderatore su quest'altro canale, una persona che è sempre presente. Enrico Esente. Nome e cognome, indirizzo e cellulare. Vale Panico, è la nuova moderatrice di questo canale. Ah, vero, Ma dai, come? Ragazzi, datevi da fare, banate tutti quei buchini che offendono. Attenzione, Frank The Official. Ha detto. Che cazzo, Frank? Allora, ascoltatemi ragazzi, io vorrei fare qualcosa di bello. Però, c'è un però. Allora, ora Paolo ci manda la foto della pallina. La facciamo vedere. La analizziamo. Piccolino. Facciamo una topzia. La analizziamo al No, microscopio. non mi vuoi con un Napoli, va giù stasera. È un obbligo che fa a te. Un Napoli che mi viene a me. Avete capito? Non posso io vedere il Napoli perché non ci vado appresso, capito? Troppo grande. No, ma perché quello che penso io, no? Volete sapere il risultato del Napoli? Cosa fa questa sera? Allora, il Napoli con chi gioca? Gioca in casa o fuori casa? Fatemelo sapere, vi dico il risultato, ve l'ho andato per a giocare, vi faccio prendere 100-200 euro, va, presto, vai. Fidatevi, con chi gioca il Napoli stasera? Genova hanno detto. Genova, quindi è un gemellaggio praticamente, un gemellaggio. Genova-Napoli se non sbaglio, Aspetta, io non sono uno che segue il calcio, però stai mettendo a confronto Napoli con Genoa. Voglio bene, ma è una figura di merda. Genova-Napoli. Sì, e giocano a Genova. E giocano a Genova. Ok, mo vedi, allora voglio Rui Evrago, proprio 5 euro se vogliamo. Vi dico il risultato esatto, che volete sapere, un po'. Che io avevo pure pigliato, se non ci fa strada di vincere, perché comunque tengo troppo assai i soldi, capi? Allora, Genova-Napoli, facciamo pensare. Dai, zero buona. Pulito. Oppure sul numero Ragazzi, mi dispiace, ho riflettuto, ho pensato molto bene, ho pensato. Vi dico che questa partita finisce 1-1, ragazzi. Mamma mia. Guarda, no, proprio un Napoli, che spazio, mi sto a dire come a finire la partita, non sto dicendo un Napoli perdo, un Napoli ne butta, sto dicendo, io tengo il stesso senso, un 7 match persi, se io trovo vuol dire, più che altro tengo un 7 nel caso. Allora, 1-1, ragazzi, ok? Finisce 1-1 sta partita. I minuti? Quando segnano non li sai? Ti dico pure i minuti, ti dico pure che per porti, ma che cazzo ne sacci? Facciamo così. Visto che il risultato è stato detto, se Napoli vince 1-1 e chi si gioca a Bullettro è 1-1, dovete lasciare la donazione. Ok, allora ragazzi, 1-1. Fidatevi perché casa i studi a rete, che stanno proprio... A la percentuale, pulito, dico pulito. Voglio la presa tua che la bucchina di Carolina la te non me l'ha giocato con mano strunza. Quindi pure rievra coppa 1-1, quando ha quotazione? Aspetta, perché se va tutto a bene vuol dire perché sono 6-7 euro. Vediamo a quanto è la quotazione, vediamo, allora, vi dico subito a quanto è la quotazione. Allora, Napoli, Genova-Napoli. Vediamo a quanto è la quotazione. Quote, i routini di questa serie ci sono sempre. Rispetto a Taro spazio in basta. 1-1. Allora, ho detto 1-1. È quotata 8 su 8,70, quindi 2 avrà la coppa su 16 euro. circa, sì. Quindi con 5 euro sopra fa 5 per 8. 48. 48 con 48 fa 40 Paolo 5 per 8 48 ma che dici
dovrebbero essere circa 43 Sì, euro e sì, 50. più o meno una 40. Allora, voglio 5 euro sopra, sull'1 a 1, veramente vi faccio vincere una bulletta a vola fuori 40 euro. Facilissimo. Pulito. Io guardo Guarda che averlo tu fai perché... Instagram. Io guardo averlo, voglio, perché veramente io l'ho detto 1 e 1, voglio 1 e 1 finisce questa. Poi non abbiamo finito a me, Carlo Morandi, due risultati, ma un vedo che chiusi in vecchio come che ride, ma secondo voi se esce 1 e 1, poi qua prima io. Guardate qua, voglio piacere, usate i soldi là. Sapete come si vince, non giocando, voglio, mamma mia che frase cazzetta. Mamma mia che frase cazzetta, come so poeta. Oh, vero, voglio, perché se voi giocate 2 euro, già l'avete perso, nel senso, non vincete e li perdete. Se li conservate questi 2 euro, li prendete, aspetta, che la bolletta, no, ti tiene e vinto 2 euro. Oh, vero, così è. Fai un ragionamento di là che fumi le sigarette. Ah, 5 stessa euro cosa. giorno. Bravo. Ah, boh, ma sai che pensi? 2 euro a settimana rispetto a... E poi fa pensare, c'è vinto di non mai, ma tu non problema. No, a parte, no, per 2 euro a comprare un 5 euro le sigarette non li vedo così tanto. No, voglio, 2 euro, 2 euro fa... 2 per 10 quanto fa? Restate, lei che ragioni 20 euro, 20 fa euro. 20 euro, vedi, 2 per 10 fa 20 euro. 20, Tu per 10 euro tu con una bolletta e guadagnate 20 Ma euro. te fa- ma Siete lì scusa, su quadri, li spezza. ma tu fai calcolare il giorno, fai calcolare la settimana. Faccio qualche la giannata, cioè, capi come? Scusami, sono 2 mesi e mezzo, raga, 20 euro da 2 mesi e mezzo, ne pare, e magari non vinci la bolletta. No, non la perché ci sono persone non che hanno. giocano sempre, sbagliano sempre una squadra. Vabbè. Pure mio figlio che sempre bulletta, Paolo, tu lo sai. Mo per dirti pure una squadra, quante squadre si gioca, Paolo? Non faccio su. Una sola squadra, si gioca per dirti una squadra. Infatti poi è sfortunato mio figlio sulle bollette, proprio esagerato. Allora mi voglio giocare 1000 euro, no aspetta, non gioco più, aggiungo 1000 euro. Ecco qua, vedete Emanuele Titoni che ha detto? Perché uno è il pensiero che fa, aspetta, mo voglio giocare 1000 euro, io pure là voi, no? A chi le facete c'è le cable, ti dice 1 euro, 1000 euro la coppa, chi la gioca pure? No aspetta, c'è smizzata la coppa, e te ne vai. E guadagnate 1000 euro! E così, va giù. Porca troia. Le sai, io come sta cosa, lui avrà la coppa, poi ti donghi, invece niente. Io ci penso una bolletta. No, guarda, non si può giocare i cavalli. Paolo gioca con i cavalli. Paolo gioca sempre con i cavalli. No, Paoluzzi scommette un coppo tennis o ping pong. Allora, si Pure. tratti di palla sta là. Il boccio. Boccio. Va a fare scommessa a stanno i vecchi che giocano, sai, no? I pensionati che vanno a giocare Che parco. Ne vuoi che un pallino arrosto? Ora cosa facciamo? Non lo so, cosa vogliamo fare? Giuseppe, dici che gioco 1000 euro, lo dico subito 1000 euro. Non ho capito un cazzo. No, ma Non ho capito. Io gioco a Fortnite, Carmine, ora devo andare. Buona serata a te, Antonio. Guarda, bacane galline. Ragazzi, questo è... Sto fumando un po' la sigaretta elettronica. Io da quando fumo questa ho risparmiato un po' di soldi. Una trottina. che se volta. Penso che stacco tra poco, ragazzi. Non durerà questa live tanto, non durerà tanto. Caroli si fa trassia rosso per un saluto ti do un euro. Madonna mia. Apparo a busta del biscotto di guscio. Roba Si chiama Moa Rosso, che sta cuccata rossa. Si muove la caccia a mano. È finito. L'euro non voglio fare da capo. Avete capito? Che accendino. Ora fu che poi tu zecca. Tra l'altro da una storia vera. Guardate in live, guardate in live. Guardate. Ragazzi, sono i miei 5 minuti che mi vengono questi 5 minuti, ragazzi. Capitano sti momenti, ragazzi, capitano. Che vi volevo dire? Ragazzi, io vi saluto, ok?
Poi io ho fatto questa live comunque soprattutto per annunciare che prossimamente ci saranno tanti video e tante live, perché mo ho cambiato casa, ho fatto le cose nuove, Meroid è nuova, casa nuova, come si dice sempre. Chi c'è dietro la finestra? Vai giù, ma facci di cagare sotto però, per piacere. Stai scemo, che la finestra che spunta mi zavi, che si arrampano in coppia di muro, sta gente. Ma che state a dire? Facci di cagare sotto a me. Chi c'è dietro la finestra? Chi c'è? Non c'è nessuno, chi c'è? Ti immagini per buone esce due occhi e un sorriso e non iris. Paolo! Vai giù, ma state... Ah, già capiti, Grazie, così. onesto. Muoviti sto cazzo, Chi c'è dietro la finestra? Ma ne fa cagare sotto, mo. Ho visto una testa dietro la finestra. Perché era... Ma ha pigliato una testa per una... Che era la testa della pianta, era. Era la testa della pianta, era. Allora ragazzi, io vi saluto, vi voglio bene. Ci becchiamo alla prossima live, va bene? Quindi aspettate di vedere live qua sopra. Se volete vedere altre live dove quasi ogni giorno vado in live, cercate su YouTube Carolina Gamer. Lì dove faccio giochi, Fortnite, tutte queste cose qua. Sono primo al mondo proprio su Fortnite, che comunque è un gioco molto... Quindi per chi è interessato al gioco, per i bambini, per i ragazzini, comunque su Carolina Gamer su YouTube, ok? La faccio un cuofono di live. Di qua farò delle live più... ok, mi sono spiegata. Ok. Ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacio forte in pace a voi. VVB, CCP, TTTT. Questo è il mio codice. CPC33. Vi voglio bene e ci becchiamo alla prossima live, ragazzi. Vi voglio bene, vi voglio bene, vi voglio bene. Arrivederci, ragazzi. Ciao!